ed è coltivato con rabbia, sudore, determinazione, dentro fuori, vivi o muori, è l'ultimatum di chi viene dalla strada. Segui la Lega, realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. E invece il Sammy Varin è tornato tra voi e torniamo anche alle buone usanze, alle tradizioni, il Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare targati Lega vedono Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità. Questa mattina a Milano ha inaugurato la nuova sede del gruppo L'Impronta Boom Buoni un Mondo in via Antegnati, ma questo pomeriggio la Locatelli sarà alla Fondazione Le Stelline al convegno Salute Direzione Nord presso Palazzo Lombardia, Piazza della Città di Lombardia 1. Alle 19 Alessandra Locatelli parteciperà alla sfilata inclusiva di beneficenza We Breast Malattia Cultura Bellezza presso il chiostro dell'ospedale Fattebene Fratelli e Oftalmico in corso di Porta Nuova 23 in quel di Milano. Sempre a Milano, oggi è lunedì e riapre la sede della Lega, quella di via Esterle 29, angolo via Padova. Lunedì 23 giugno, questa sera alle 21, una serata di confronto tra militanti, sostenitori, cittadini, con la presenza di alcuni responsabili organizzativi e consiglieri di municipio, per parlare di Lega, ma soprattutto di Milano. A proposito di appuntamenti da non scordare, ieri era domenica, ma Libero ha pubblicato una bella intervista a Matteo Salvini. Salvini apre il caso Landini, strade occupate per vendetta, sciopero, DL sicurezza, referendum, parla il leader della Lega, non possiamo tollerare blocchi che danneggiano altri lavoratori. La CGIL sta usando i lavoratori per vendicarsi dei referendum. Cosa ne pensate? Se ne è parlato nel weekend un po' in tutta Italia, nei gazebo targati Lega, e qui naturalmente un grande saluto e ringraziamento a militanti e simpatizzanti della Lega che hanno partecipato a queste reunion. Appuntamenti targati Lega, tornano le feste della Lega nella Bergamasca. E ragazzi miei, quante! Vediamo un po' a che punto siamo. Dunque, Pontida, non quella nazionale che ci sarà a settembre, ma quella di luglio, dall'11, leggo bene, al 20 luglio, Piazza Tera de Berghem, la festa della Lega a Pontida. Ma ancora altri appuntamenti ad Algua, centro sportivo di Rigosa, 23 agosto. E ancora Bolgare, dal 22 al 31 agosto, Parco Nocchetto. A Verdello, siamo sempre in provincia di Bergamo, area feste, via Andrioletti, dal 21 al 25 agosto. E poi quella storica, la festa della Lega a Palazzago, dal 30 ottobre al 2 novembre in via Annunciata. Chiaramente tutti questi eventi sul sito legaonline.it, dove è possibile anche fare la tessera della Lega. E dici niente, ma sbircio, orca, ho tirato giù un fracco di appuntamenti mangerecci, ne parleremo mercoledì in È tutto un magna magna, che ritorna, ci mancherebbe altro, e che cavolo. Sì, confermo, la festa di Pontida è dal 17 al 20 luglio, Pontida, area feste, tutte le sere a partire dalle ore 19, cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar, gli interventi dei politici. Pontida Bergamo dal 17 al 20 luglio. Altro evento targato Lega, al quale parteciperà anche Matteo Salvini, dal 18 al 20 luglio a Imbersago, siamo in Brianza, la Lombard Fest, 28ª festa della Brianza Lecchese, con la presenza di Matteo Salvini sabato 19 luglio, ore 20:30. Tutta roba buona, tutta roba da segnare in calendario, ma chiaramente avremo modo di parlarne ancora. Alberto, proprio dalla Brianza, ci scrive: ovviamente essendo leghista da 38 anni, va da sé, di conseguenza
testa pensante, non sono sempre d'accordo con Salvini, ma è giusto e doveroso riconoscergli che l'avere proposto Vannacci alle europee contro tanti bastian contrari è stato un atto di coraggio indubbiamente azzeccato. Come si dice, diamo a Cesare quel che è di Cesare e allo stesso modo a Salvini ciò che è di Salvini. Adesso auspico che Matteo abbia nel cilindro un altro gioco di prestigio che ci aiuti a risalire la china. Caro Alberto, te l'ho detto, il segreto è anche quello di fare squadra. Come stai? La mia famiglia e io ti stavamo aspettando con trepidazione. Sei unico, il tuo buon umore è travolgente, Chiara di Milano. Te l'ho detto, è dura, però siamo tornati e soprattutto grazie a voi, al vostro gigantesco abbraccio che mi avete dato quest'oggi, una vera fonte di sostegno e di energia per i prossimi appuntamenti, anche perché il Semivarin, lo sapete, da oggi in poi ritorna a condurre la rassegna stampa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, il potere al popolo dalle 11 a mezzogiorno e in via del tutto eccezionale anche la replica della rassegna stampa la sera intorno alle ore 20. Chiudo dando una sbirciata alle agenzie. Putin dichiara aggressione all'Iran ingiustificata. L'AIEA dice cessate il fuoco per consentire le ispezioni nelle centrali. La minaccia di Teheran, attacchi in USA con cellule dormienti. Questa roba delle cellule dormienti, mamma mia, quante volte ve ne ho parlato. Sempre quelli che fanno la pizza, ce l'abbiamo. È una deviazione mentale, la mia. Speriamo che non succeda anche da noi. Incognita sulla chiusura dello stretto di Hormuz. Il petrolio inverte la rotta, gas a 41 euro. Questa Repubblica, vediamo il Corriere, Israele colpisce i simboli del regime, bombe sulla sede dei Pasdaran, il carcere di Evin e tutte le basi da cui l'Iran ha lanciato missili. Le parole di Putin a Teheran: cerchiamo di aiutare il popolo iraniano. Intanto Khamenei taglia tutti i contatti, lite ai vertici del regime sulla risposta da dare agli USA. L'Ayatollah scrive a Putin: serve più sostegno. Qui ci fermiamo. Grazie Francesco, ben ritrovato, un piacerone ritrovarti qua, sempre in forma più che mai. E che cavolo, almeno tu. E io ritorno, speriamo, tutto bene, certo, domani mattina alle 7:30. Ciao.